La città di robot è una mostra che vede in esposizione 50 robot provenienti da tutto il mondo. Si tratta di modelli differenti che svolgono tantissime attività ed è una mostra ludico e didattica. Qui abbiamo tra le varie particolarità, ad esempio c'è Kiki, che è un robot che può sostituire, tra virgolette, diversi mestieri. Ad esempio può fare la commessa, può fare la hostess, oppure c'è Pepper. Pepper è quello lì che sostanzialmente trovate già oggi in alcuni aeroporti internazionali come steward di benvenuto per diversi passeggeri. Si prefigura uno scenario in cui i robot potranno essere utilizzati in coabitazione con gli esseri umani. Parlano, si muovono, fanno tantissime cose differenti, rispondono anche alle domande. Poi abbiamo anche ad esempio i petbot, che sono dei robot che possono sembrare dei giocattoli, ma in realtà hanno una tecnologia alla base molto all'avanguardia. Ad esempio il cane robot, Aibo, è un robot che al momento dell'accensione rappresenta la sua nascita. Poi, in base a come le persone interagiscono con lui, sviluppa un carattere diverso. Perché l'interazione è importante? Perché hanno un grande impatto in, per esempio, l'assistenza domestica, pensiamo agli anziani che sono da soli a casa, o anche ai bambini durante i processi di riabilitazione. È uno strumento incredibile che noi possiamo mettere a servizio della comunità, soprattutto delle persone più fragili, tipo i bambini, i disabili, gli anziani. I neuroscienziati hanno visto che una persona che deve essere assistita da un robot sviluppa una sorta di empatia nel momento in cui il robot ha un aspetto esteriore familiare, friendly, amichevole, piacevole. Si è visto che questi sistemi robotici in qualche modo sbloccano il bambino autistico, nel senso che il bambino autistico a volte ha problemi di interazione con le altre persone, anche con i stessi genitori. Invece il robot abbassa quest'ansia sociale, quindi il bambino riesce a interagire paradossalmente più con un robot rispetto a una persona. Progetti concreti di investimento ci sono e ci saranno, li stiamo immaginando. I bambini che verranno in questa mostra, i ragazzi che verranno in questa mostra, interagiranno con i robot e questa è è in qualche modo la chiave moderna anche della ricerca, cioè noi a Prisma Lab e al centro Icaros, che poi ha patrocinato per conto della Federico II questa iniziativa, stiamo lavorando sulla grossa tematica della Human Robot Interaction, dell'interazione tra robot e esseri umani. Saremo aperti dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 21, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 23 e sarà attiva fino ai primi di giugno.